Continuiamo allora con le pillole di Radio Veneto Agricoltura. Noi abbiamo in questo momento, e lo salutiamo, Dario Loison, grande, come posso dire, pasticcere, però soprattutto è famoso per i suoi panettoni e in questo periodo ovviamente per le colombe. Perché lo chiamiamo? Perché tutto il settore agroalimentare è in difficoltà e allora lui, che ovviamente anche poi esporta in tutto il mondo, ci può fare sintesi della come posso dire, veramente del limite in cui si trova in questo momento. Grazie Mimmo, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente, diciamo che l'alimentare in questi momenti vive, va avanti e, se volete, i supermercati sviluppano togliendo chiaramente il lavoro ai piccoli negozi di specialità che hanno qualche problema. Alcuni proprio hanno chiuso, depositato la chiusura in Camera di Commercio, magari per sperare poi di ottenere chiaramente qualche rimborso, però c'è un calo oggettivo. Da un confronto con il mio fornitore, per esempio, i miei fornitori di materie prime, parlando di uova fresche, per esempio, c'è stato un calo oggettivo di circa almeno il 25% di materia prima considerata fondamentale alla mia produzione. Quindi vi posso lasciare immaginare. Questo calo è stato compensato dal consumo nei supermercati, i quali, le persone stando a casa, fanno magari la pasta, fanno magari le torte e quindi hanno acquistato più uova, più farina, hanno materie prime più semplici, più secche, la pasta. Ecco, certamente non la mia colomba molto bella, molto confezionata, che magari prima andavano a prendere prevalentemente nel negozio di fiducia. Quindi momento assolutamente buio, difficile, un marzo nero mai visto in vita mia, quindi sicuramente emergenza da economia di guerra non si può che definire diversamente. E allora come si reagisce? Come si reagisce a tutto ciò? Come reagiamo? Reagiamo accettando la situazione, lavorando quel poco online, questo sì. Fortunatamente abbiamo anche un negozio online che invito tutti a vedere perché è oggettivo, effettivo, molto produttivo. È un negozio che abbiamo da 5 anni, che abbiamo tenuto sempre lì un po' fermo, se volete, per fare questa attività di servizio ai clienti più lontani, ai clienti più difficili. Adesso questo diventa fondamentale per vendere la colomba alla focaccia, ma devo dire la verità, ci permette di vendere anche il biscotto, il filone, ci permette di vendere la sbrisola, ci permette di vendere il plum cake, quindi da un momento di difficoltà in realtà stiamo capendo che possiamo fare dell'altro. Reagiamo quindi così, ma anche preparando il nuovo Natale, nuovi dolci, quindi siamo pronti per giugno con il catalogo stampato nuovo distribuito nel mondo e con una linea di prodotti nuovi che saranno che affiancheranno la sbrisola e sono la tosa e la lina, delle torte nuove profumate con caramello salato, con nocciole, con cioccolato, pronte ad essere vendute ed esportate nel mondo via possibilmente un sistema digitalizzato. Grazie allora a Dario Loison, il quale ci fa capire che a tutto ciò si reagisce con l'innovazione sia per quanto riguarda la vendita sia per quanto riguarda i prodotti. Allora comunque diciamoci buona Pasqua a questo punto e finisce qui la nostra pillola con Dario Loison. Grazie Mimmo, siamo vivi e questo è l'importante. Ci stiamo facendo un po' di carica interiore per essere pronti alla ripartenza. Grazie a tutti voi, tanti cari auguri di buona Pasqua, gustosi auguri a tutti, ciao! Ciao,